l'orchestra, Righello se lo ricorderà forse, l'orchestra siccome aveva questa possibilità di stare a tempo, qualunque problema ci fosse, poteva crollare lo studio, potevano sbagliare gli accordi, eccetera, eccetera, però lei sempre era perfetta, sia come intonazione che come quadratura musicale, cioè stava sempre perfettamente a tempo. Un giorno l'orchestra, mentre era in diretta per fare uno scherzo, cominciò a rallentare, accelerare il tempo, andare fuori, eccetera, per vedere quello che succedeva. E lei non ha perso una misura, si è girata ridendo, c'era Ferrio, mi ricordo che dirigeva, ti ricordi? Si è girata, si è messa a ridere e ha continuato imperterrita come se niente fosse. Questo ci vuole veramente una grande arte per poterlo fare, un talento incredibile, poi un musicale. Questa ragazza è nata con l'istinto musicale. Allora io studiavo, facevo degli studi che non mi piacevano assolutamente, ve la faccio breve, non pensiate che sia una cosa lunghissima, però non parto da mia nonna allora diceva, no, però facevo degli studi che non mi piacevano e mi piaceva questa cantante, volevo fare delle canzoni, non sapevo come fare, come fanno tutti quelli che oggi scrivono a me, ecco perché io ascolto tutte le canzoni che arrivano, perché a un certo punto presi carta e penna e scrissi: cara Iula De Palma, lei è la mia cantante preferita. E ho scritto queste canzoni, mi piacerebbe vedere di riuscire a farle, che lei me le cantasse. Su lettere di questo genere, ve lo dico io perché se ricevono tante, un po' perché magari non tutte sono perfette, non tutte le canzoni funzionano, non tutto va bene, insomma, non siamo nati tutti con diciamo, queste possibilità e queste fortune, in genere non si risponde mai. Invece a questo studente, che si chiamava Paolo Limiti, arriva una lettera, io la apro e leggo: caro Paolo, ho ricevuto la tua lettera, ti devo fare i complimenti e questa cosa mi disse, ti devo dire che tu sei fatto per questo mestiere, continua e vediamo quello che può succedere. E così siamo andati avanti, l'ho conosciuta, mi ha palpitato il cuore e, devo dire, è incredibile. Volete ascoltare le canzoni che cantava? Sentire che voce straordinaria ha? Va bene? Allora, Iula, vediamo un po' il purpurri tuo, vai un po', uno dei tuoi, quello che ti pare. Dimenticare le mie parole, caro, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella più del sole dà calore. Scende lentamente nelle vene e poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene con i primi sogni d'oro. Tornerai da me perché l'unico sogno sei del mio cuore. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Ho qui dentro la tua voce che dice tremando amor, tornerò perché tu è il mio cuore. Un giorno ti dirò amore, amore, per te io canterò con tutto il cuore. Ti parlerà di me, la mia canzone che ti dirà così. Amore, amore, per te io canterò con tutto il cuore. Ti parlerà di me, la mia canzone che ti dirà così. Amore, amore.
l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Ma Pippo non lo sa che quando passa ride tutta la città, si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. Ma Pippo! Bene, avete sentito che voce? Adesso vi faccio una confessione, ve lo giuro, 27 anni che non la vedo, è arrivata dal Canada, sono emozionatissimo, Yula De Palma! Non ci credo, non ci credo. Sì, Non ci anch'io! Non ci credo. Com'è possibile? Che cari, grazie. Non ho voluto apposta, sapete bella che si arriva qua accoglienza. prima? Non ho voluto apposta vederla. La volevo cuore vedere qua, batte. davanti a voi. C'è un programma Sì. in America, si chiama Surprise, Surprise. E questa è sorpresa, davvero. E in effetti quando arrivano, cioè, fanno incontrare delle persone da varie Dio parti del mio. mondo. Sì, abbiamo anche noi un programma più o meno simile. Comunque, fanno incontrare varie parti del mondo e devo dire che questa è per me stata la cosa. Grazie, A te, grazie per a avermi te. incoraggiato. Grazie. Dov'è Carlo? Tuo marito Carlo Lanzi, dov'è? deve essere da qualche parte. È lì sopra, andiamo a accomodarci Di allora, sopra, andiamo a sì, sederci. Grazie tanto. No, a te! A Grazie, te! buongiorno. Che presentazione. Scommettevo, è la Grazie. verità. Oh, mamma mia. Avrei scommesso, Ho sai il cuore qua, non solo in gola, è qua. Senti, davvero per noi è una cosa meravigliosa. Io spero, per me. perché non ero sicuro che veramente saresti poi venuta. Sì, continuavi No, a dirmi no, ma No, vediamo. perché mi sembrava di andare contro... Io sono una costante, cioè presa la decisione, volevo restare coerente. Ma non è un ritorno questo qua, è solo per Paolo e per voi. E basta! E per voi là anche per voi là. È bellissimo. Allora, faremo una lunga cosa, mentre aspettiamo Carlo, ed è arrivato anche il marito, autore, eccetera, di Yula, eccolo qua, Carlo Lanzi. La prima canzone l'ho fatta con lui, la prima canzone. Sì. Veramente è stato un bellissimo mondo. Va bene, ma voi preparatevi adesso però. Ma tu lo sai che batticuore avevo la prima volta che ti ho visto? Ma va, Giuro. impossibile, impossibile. Era una un cosa uomo come te, tremenda. tu no. Sono arrivato, mi ricordo, a Regina Carlton, che era l'albergo suo, di Carlo. Sì. Prima ho incontrato lui, eccetera, e poi tu sei arrivata. Ti ho visto arrivare dall'ingresso e il cuore mi è balzato qua, veramente. Che bello. Come me Era oggi, la mia fortuna, mamma mia, ti rendi che conto? emozione. Ma La no, mia fortuna che arrivava, Madonna, la mia fortuna figurati. che arrivava. Ma no, perché sei bravo, cosa vuol dire? Uno riceve No. una poesia come quella, cosa gli dice? Sai quanti Fallo! bravi? Sai quanti bravi non hanno la possibilità che ho avuto io e perché tu hai risposto? E una volta, sapete che mi ha fatto un altro scherzo meraviglioso? Ve lo racconto io. È venuta subito dopo aver visto queste cose di canzoni e mi ha detto vieni, devo andare in televisione oggi, facciamo la Fiera dei Sogni, dove io canterò una canzone, dice è meglio che tu venga, perché così almeno vedi c'è un ragazzo nuovo, anche lui, che ha scritto delle canzoni nuove e vedi come si fanno proprio le canzoni bene, così capisci qual è la metrica e come si fanno. E io ovviamente Esperienza. sono andato. A me mi hanno dato sto bicchiere da darti, che devo fare? A me? Perché no? Bene.
Ma non è alcol, Giusto. perché me lo danno? È acqua, è acqua. Non lo so perché, vabbè, io l'ho bevuta, grazie. Bella idea, Speriamo. giusto. Allora, risultato che vado a vedere la trasmissione, dai qua, grazie. No, lo tengo io, lo tengo io. No, perché la signora prima si è emozionata col gattino. Sì, Allora io, sì. lui dice, Ho detto, attenzione, carino. quando vedono il sedile tirato tutto avanti, è lui che guida su una 500. Perché... E va via, è lui gattino, tu dici al Ma ci volante. se la tolle sta acqua. Risultato che mi ha portato alla Fiera dei Sogni, ho guardato, ha cominciato a cantare ed era una canzone con un mio testo che lei aveva inciso di nascosto e mi ha fatto la sorpresa. Assolutamente. Ma era un vantaggio per me, perché era una bella canzone. No, io vi devo dire una cosa. Uno dei miei grandi amori nella canzone italiana in assoluto, che non è italiana con la musica, però le parole sono sue, è Bugiardo incosciente. Per me è così difficile raggiungere in una sola canzone, in un testo, l'intera storia di una vita. Guarda, non so se ve la ricordate, ma se vi capita l'occasione di sentirla, l'ha fatto tanto Mina benissimo. Ma tu l'hai fatto e io anche l'ho fatta al Sistina, la nel rivediamo, disco, la rivediamo? perché proprio grande, sei grande. Sì, Insomma, basta. sì, hai voglia, hai voglia. Qui allora, ormai oggi, no. Ecco. Sai, Iula, tu ormai 27 anni che stai in Sì, Canada, no? Sì, che sto in Com'è la Canada e vita che in non Canada? ho cantato mai per nessuno. Senti. Anche là, neanche là. Ma perché La questo? vita in Canada è ottima, noi stiamo a Toronto, che è la Milano del Canada, diciamo, la città viva, industriale, ma non solo industriale, proprio vasta, è grande, con dei bei viali, tanto verde, gente simpatica, noi stiamo bene. Possiamo ci salutare i troviamo nostri molto amici bene. canadesi? Sì, veramente. E tutti Poi gli amici torno. italiani che stanno là. E Jean Chrétien, tra l'altro, che mi ha scritto una lettera Pensa, bellissima, mi sì. fa molto piacere. Però vedi Paolo, io voglio dire questo, venire dal Canada qui per me è stato un passo importante, perché? Intanto perché rivedevo te, sinceramente, non per far storie. E poi perché sono andata via così velocemente, senza ringraziare il pubblico, senza dire niente. Adesso che ancora mi vogliano vedere, che ancora mi vogliano bene, che mi scrivono, adesso fanno un sito nel website, in televisione, perché la gente vuole conoscere Iula De Palma, i giovani Posso che non la dirlo? conoscono. È www.iuladepalma.com. Sì, questo ancora non è pronto, lo stanno preparando. E io voglio proprio ringraziare intanto questi ragazzi giovani che hanno avuto quest'idea di fare il sito e chi li ha portati a farlo, che è Lauretti, ne parleremo in un'altra occasione. Ma a tutti voglio dire grazie di ricordarmi ancora. Vengo qua da Paolo, così attraverso lui ringrazio tutti quanti gli italiani che mi vogliono bene. Oh, grazie. No, ma sinceramente, capito? È l'occasione migliore, ma come si sta bene qua? È come a casa. Meno male, questo Mi deve sento essere. proprio bene. Adesso non sono più neanche tanto emozionata. Vedi che qualcosa Sono comincia tranquilla. a funzionare. Sì. Senti, noi ripercorriamo le tappe Sì, della carriera. sì. Dunque, tu volevi fare l'attrice all'inizio, giusto? Sì, e ho incontrato, attraverso una mia amica, Piera Sismondi, ho incontrato la signora Vassia, che era una regista genovese, con veramente un fiuto incredibile, perché ha scelto Alberto Lionello come primo attore. Ma tu pensi? Sandra Modaini come attrice comica, Iula De Palma come prima attrice e chi altro c'era? Camillo Milli, c'era Pierluigi Pizzi come costumista e scenografo. Ma una cosa meravigliosa, voglio dire, un gruppo. A Milano, fa a casa mia, io sono nata a Milano, quindi era a casa mia, e ha messo su sta compagnia e vincevamo i premi, eravamo proprio... Alberto voleva fare il cantante, io volevo fare l'attrice. Hai capito E lui è finito com'è? a fare l'attore Esatto, e tu esatto. sei E andata quindi a ho fare la- fatto per un po', poi ho conosciuto Teddy Reno andando in un negozio di dischi. Era qui ieri? No, quando Ah, sì? venerdì. Non l'ho vista io Venerdì, da là, sì. non l'ho vista. E ho conosciuto Teddy Reno No, che... questa la devi raccontare, Sì. perché è veramente incredibile. Allora, Ed è la lei- verità, ed è la verità. Lei sente, tu hai sentito questa voce che ti piaceva da matti, giusto? Su White un disco. Christmas. Cantava Bianco Natale meravigliosamente, proprio bene. Allora ho sentito sto disco, ho detto, ero proprio ragazzina, avevo 16-17 anni. Via Turati? Via Turati. No, dove abitavi? Via Mario Pagano. Via Mario Pagano. Sì. E poi ho detto a mia madre, io vorrei proprio questo disco. Allora non avevamo tanti soldi, abbiamo perso tutto con la guerra. Quindi mia madre ha detto, non importa, per questo disco te lo regalo assolutamente perché voglio, tu sei appassionata di musica leggera, eccetera, te lo regalo. E siamo andati alle messaggerie musicali.
che allora erano lì in Galleria del Corso, sono Esatto, ancora là, ancora non lo lì, so. Galleria del Corso. E allora siamo andati lì, entro in questo negozio e c'è questo bel giovanotto dietro il banco e dico: guardi, noi vorremmo comprare il disco White Christmas cantato da Teddy Reno. Ah, dice, glielo faccio sentire. Allora si usava ad andare, adesso sta tornando la moda, Paolo, si usava ad andare in cabina a sentire il disco prima di comprarlo. Certo. Adesso mi dicono che fanno la stessa Sì, cosa con la anche in cuffia è America. uguale, ascolti. E beh, torna tutto. E allora così siamo andati a sentirlo e lui ci ha accompagnato, ha messo il disco lì e io ho detto: guarda mamma, senti, lui lo fa meglio di Sinatra. Altre canzoni Questa no, cosa ma è White quella. Christmas lo fa meglio di Sinatra. Lui si gira e dice: beh, sono contento che abbia detto così perché Teddy Reno sono io. Era venuto lui! Volevo morire! Esatto, perché allora senza la televisione che mandasse in giro i Esatto, volti, non li si sapeva la conoscevi. faccia, capito? E allora mi ha fatto l'autografo sul disco, ho comprato il disco e mia madre, che in verità è quella che mi ha sempre aiutato, spinto, ha fatto tutto lei, ha detto: guardi, mia figlia si interessa tanto, canta sempre jazz a casa così, dice appassionata di Lelio Luttazzi. Allora dice: ma allora venga, le faccio fare un'audizione con Lelio, e io ho fatto l'audizione con Luttazzi. Bang! È stata fatta questa. Perché Teddy aveva la casa discografica, Mi aveva ricordo, la CGD, mi mi ricordo. ha scritturato per la casa discografica, abbiamo cominciato così. E così è partita È nato tutto. il tuo Ho piantato trionfo. il teatro e ho cantato. E però, hai mai rimpianto il fatto di non... Sì, mi sarebbe piaciuto tanto. Però, Ho fatto sai- anche film, ma non è la stessa Ma cosa. sì, guarda, io ho delle fotografie, vediamo io Brutto, ho brutto, no, brutti che film. Napoli piange e ride. Ma che brutti film. Guardiamo un po', vediamo un po' le foto. Qui sei con Luciano Tajoli. Sì, Qui si vede. bravo lui, ma io... E com'era la storia? Tu cosa facevi in questo Lui video? era un calzolaio, se mi ricordo bene. E che era un po' quello che era lui all'origine. E io ero la moglie, ero parecchio più giovane di lui, nel film anche, non sono E poi guarda, eri insieme a Musolino. sì, appunto, Musolino, Vincenzo Musolino. sì, Vincenzo Musolino. Vedi che qui hai un'espressione molto drammatica, Madonna però. mia. Era Ma un'attrice che buffa. a vederla. Ma sono buffa. Comunque, come si chiamava Stai lei? telefonando, non mi ricordo. Non mi ricordo il nome. Neanch'io. Era straniera, era tedesca. Sì. Comunque, questo film, lei, il marito è geloso perché pensa che io lo tradisca con un musicista che era come si chiamava, Paolo? Oh, scusate, Non me lo vi faccio ricordo. perdere tempo. No, non me lo ricordo. Comunque un nome molto noto, mi sfugge adesso. E allora era così, invece poi no, io gli dimostro che non è vero, che amo Che solo lo lui ami tutto e quindi va finiva bene. tutta la Tutto luce. va bene. Facevate le duetti insieme? Sì, però vi devo dire una cosa. In contratto mia madre ha messo che non avrei dovuto baciare nessuno degli attori sulla bocca. Perché allora era una cosa... Io sono stata contenta. Ah sì, in quel Non avevo caso, nessuna di non voglia. dover fare il Pensa, l'hanno accettato, perché ero ragazzina veramente. Però tu Avevo con- ancora la tutela della Con madre. tutti i grandi hai praticamente cantato. Sì, tanti, ho Facciamo avuto una fortuna. cosa, vogliamo vedere, per esempio, con Claudio Villa. Ah sì, Claudio Villa, vedi per esempio, io non sono per la stornellata, lo sanno Sì. tutti perché non è il mio genere No, proprio, certo. ma ho rispetto e ammirazione per la gente che sa fare il suo lavoro. E Claudio Villa era per me il massimo che si potesse avere in Italia per la canzone italiana. Vero, perché vero. veramente la stornellata come la faceva lui non c'era nessuno. Quindi Praticamente- eravamo amici, sì. Sì, beh, tu facevi la sua truccatrice, no? Lo truccavi. Nel film, sì. No, dove? In televisione? In televisione. Ma questo sa tutto, La non guarda- si sfugge. Senti, poi posso parlare di Carlo, dei suoi amori precedenti? Non si può parlarne. Sì, li sa tutti. Li conosce tutti. Li sa, gliel'ho detti tutti, gliel'ho raccontati. Beh, ma poi non erano mica tanti, No, in Sono effetti. sempre stata una brava ragazza. Ma il primo grande amore tuo qual è stato? Quello grande? Beh, lui, sì, certo, ma... No, ma però sì. seriamente, seriamente. Ma le cotte ne ho prese tante di cotte. È che cominciava e poi passava subito. Quindi non c'era Stava niente lì. da fare. Sì, sai chi mi... è stato bellissimo. Nel 53, credo, c'è stato il rally del cinema. Mi ricordo. C'era la Lollo, c'erano tutti i grandi nomi. Io cantavo da 3-4 anni, quindi ero ancora un nome piccolo. Sì. Ma mi hanno accoppiata a Roberto Rissi. Guardati qua, eccolo qua. Ecco com'era bello, guarda che bel ragazzo. Ma è ancora un bell'uomo, sai? Sì, Viene sì, in tanto in sì. tanto. Allora, noi siamo partiti in quella macchina lì con un successo in cui ci hanno alzato la macchina, lui era molto più popolare di me e reciprocamente c'è stata questa cotta.
È stato proprio bello, un bel periodo. Cominciata con Relli, finita col Relli. Ah, proprio una roba che è durata Finito solo nel tutto. momento in cui eravate insieme. Però è stato molto bello. Però quando uno degli ultimi recital che ho fatto nuovo qui a Milano, è venuto lui e ci siamo incontrati di nuovo, ha conosciuto Carlo, ci siamo incontrati. Ed è bello ritrovarsi quando le cose sono così dolci, romantiche, infantili, finiscono bene, capito? Bellissimo. Non c'è tristezza. Se ne parla troppo! Sta dicendo che se ne parla troppo, Carlo. Carlo, ma poi ha conosciuto te, anzi, per la verità, Basta. tu hai conosciuto lei, giusto? Sì. Com'è stata la storia? Che lui voleva ad ogni costo vederti, no? Lui Eri era innamorato già. ma era ammiratore come della cantante anche. Sì. Come musicista voleva che io cantassi una sua canzone. Eh. E allora ha trovato qualcuno che mi conosceva. Ci siamo incontrati, mi ha dato la canzone e poi è stata la tortura, la fine. Mi ha torturato per una cosa come 6 mesi. È diventato amico di mia madre, di mio padre, era sempre in casa, veniva all'aeroporto a prendermi, mi accompagnava. Mamma mia. C'è il pressing come Trapattoni. Un poco, un poco. Allora così, e io gli dicevo, guarda, non ti far vedere tanto, perché non c'è niente, non c'è la scintilla. Sparisci per un po', mandami fiori, invitami a cena una sera, così. Questo gli hai Sì, detto. e Questo poi che ha vediamo detto. se succede, perché sennò è no. Ecco. L'ha fatto, ma son caduta come una pera cotta. una botta ancora dura, 44 anni. 44 Sì, anni che vi siete sposati? Sì. Bisogna Ancora insistere nella bisogna vita. insistere. È Lui vero. è uno che insiste. Vedi, da vecchio Pino di Villa Borghese Sì. a dove siamo arrivati. Come te ha Ecco. insistito, sei arrivato. Senti, Eccoci qua, guarda. è il Carlo. giorno del matrimonio questo, Sì, in che effetti. bella Vediamolo un chiesa. po'. Vai un po' col filmato, vediamo un po'. Dovremmo Che avere bella proprio anche il chiesa. filmato. Santa Francesca Romana, no? Bellissima, bellissima, una chiesa piccola e splendida proprio. Com'era quel giorno, Iula? Raccontamelo. Bello, bello. Questo abito? Pensa, completamente struccata. Ho voluto sposarmi, capito, non come una cantante, ma come Sì. una ragazza felice. Mia madre era quella. Mamma mia. Guarda Carlo, Sì. è il momento in cui vi Che scambiate gli bello, anelli. quanti ricordi. Era il vescovo a Roma e poi fuori. Mi hanno strappato tutto il velo e il mio mazzo, sai Il bouquet! Perché qualcuno che Per ha avuto ricordo, altrettanto pezzetti. felice. No, hanno preso i pezzetti per ricordo, capisci? Ma Quello questa il è guaio, un stata peccato. una meraviglia. E poi, col tempo... Ecco, mia madre e mio padre, non ci sono più nessuno dei due, così me l'hai fatti rivedere. Grazie Paolo. Beh, questi però sono i momenti in fondo su cui la vita è È appoggiata, basata, no, Iula? assolutamente. Perché sì. sono le cose che restano Assolutamente soltanto quelle nel profondo del cuore, in Anche effetti, secondo no? me, sono d'accordissimo. Quelle che... Poi è arrivata Simonetta. Dopo Nella- 7 anni di attesa, desideratissima, e non arrivava. Non riuscivi ad averli tu i No, bambini? no, tutte le cure, guarda che e quella è Tataia. Ciao Tataia, dov'è? Tataia, che è stata, ha cresciuto mia figlia, è stata con noi 20 anni. Chi fu? Marchia Fava che riuscì Sì, a sì, farti è vero. avere la bambina? Non solo, ma Marchia Fava ha fatto intanto tutte le dolorosissime cose, ma mi ha fatto fare la cura del sonno, è riuscito talmente a calmare i nervi che poi sono riusciti anche a... sono cose tecniche che non si dicono, ma No, no, insomma puoi dirle, non ci è una sono questione delle tube che erano otturate Sì. e sono riusciti a sturarle. Ho capito. E quindi Carlo E quindi ha a quel potuto punto passare. lì... Hai potuto passare! È bellissima questa cosa. Sai che abbiamo? Io ho una fotografia che ho reperito ieri sera, me la sono trovata, stavo guardando, mi fate vedere la cura del sonno, perché questa la Sì, devo ma- ben capire. Oh, Guardati. poverina, sì, sì. Guardati. Dormivo, giuro, sul serio. Cioè, è cosa venuto il facevano? fotografo Cosa di aveva nascosto. fatto questo professore? Dunque, avevo finito un Sanremo, ero veramente esausta, stanchissima, mi ha dato i barbiturici. Ah, Mi quindi- davano assolutamente, ed ero totalmente isolata. Per e quanto Carlo tempo? si ricorda che quando mi svegliavo, ma ogni tanto mi svegliavano, Sì. Allora, quando mi svegliavo amavo molto tutti, abbracciavo le infermiere, mettevo le mani nel purè, facevo cose stranissime, però mi ha fatto molto bene. E non è che avessi problemi mentali, stavo bene, però avevo veramente un esaurimento nervoso di primissimo ordine. Super lavoro. Ah, terribile, terribile, è E stato questo veramente poi grave. ha permesso che tu in Mi qualche ha modo... calmato talmente che poi ho fatto questa operazione, questa salpingografia e altre cose, e la bambina, è arrivata la bambina. Chissà è il rimasta momento. Ti incinta. ricordi ancora il momento in cui hai saputo No, mi che- ricordo il momento dell'esame
che era positivo, avendoli fatti per anni e anni e anni, e mi ricordo c'era proprio Maria, c'era Tataia con me, siamo andati a ritirare l'esame e io guidavo la macchina, ho detto Maria apra un po' mi dica, ma no lo apra lei signora, no no apra un po' mi dica, positivo, andavo a sbattere per poco, ho dato una frenata, ho abbracciato Maria, ho chiamato Carlo subito perché era al lavoro. Che bei ricordi, che belle cose, mi fai parlare di cose belle. Sono le cose belle. Simonetta adesso è un avvocato, giusto? Sì, un buon avvocato, molto rispettata e lavora tanto, grazie a Dio, sì. Quindi insomma... La tua ammiratrice però, meno continua, continua, la cosa non si ferma. Da più. piccola adesso, sì. praticamente. Senti, facciamo una cosa, adesso ci guardiamo di tua, poi parleremo di questa canzone, però, beh, no, ma sai che la vogliono sentire? Io sì, pensavo... io sono contenta che la vogliano sentire. Mi ha dato fastidio al momento la reazione che trovavo fastidiosa, perché la parola sexy si unisce a volte con persone che non sono come me e mi dà fastidio, capisci? Io non c'entro niente. Ma era nata perché questa? Beh, la tua voce lo era. Ma scusa, Perché? ma come puoi cantare tua fra le braccia tue senza pensare a quello che dici? Tua fra le braccia tue, come la canti? Ma scusa, per forza. È vero, non si può fare. La verità. Quindi andava interpretata comunque, era l'attrice Sì. lì che usciva. No, Quello era il mio testo. malgrado. e Guarda, io sono entrata a Sanremo in prova. Gianni Ferrio è testimone, ciao Gianni. E dirigeva l'orchestra, arrangiamento suo, e la stampa era tutta in fondo alla sala laggiù. Era il Salone delle Feste di Sanremo e del Casino. E c'era la stampa. Di solito la stampa segue con indifferenza le prove, perché hanno tutto il tempo poi di scrivere dopo la E io mi sono messa lì e Gianni mi ha detto fai finta che non ci sia nessuno, canta per noi, da Gadot, tutti i miei musicisti sempre miei amici, anche voi per favore. Allora, e allora tutti dietro, dai Ula, dai. E la stampa si è alzata in piedi e ha battuto le mani ai giornalisti alla fine della prova. Allora io ho detto, allora questo pezzo sarà forte. Perché veramente la reazione istintiva è stata tale che non ci potevo credere. E infatti è arrivata quarta, mica ha vinto. Ed è stato un po' il... È arrivata quarta. Lo so, però dopo Però ha le avuto un copertine tale erano riscontro... 80%, certo, era tutto un riscontro... Poi È andata bene, è e stato poi un gran pezzo. criticarono anche l'abito che avevi messo, ti Sì, ricordi? Perché era dicevano che era una bianco. vestaglia. No, era lilla, di velluto spesso così. Quale vestaglia? Aveva sopra un... Ma col bianco e nero probabilmente Esatto. delle fotografie veniva fuori una cosa completamente... Beh, però c'è stata una bella presa in giro. Ti ricordi Blue? Sì. Il capello! Come una delle tue orfanelle. È tirata. Ai, che bello! Mi fai morire. Era molto Con le divertente. lacrime. Sì, perché era diventata ormai un'ossessione, da tutte le parti c'era Sì, solo tua, mamma mia. e come tua, No, è quello che hai peccato fatto perché è tua. una gran canzone, bellissima. È di Malgoni e Pallesi. Bruno Pallesi sì. ha scritto le parole. Sì, mi ricordo. Sì, non c'è più, Era credo, mi veramente- hanno detto, non c'è più Pallesi. No, no. Ma è bella, è stato un momento meraviglioso, perché mi ha dato la popolarità di massa, anche che non avevo prima, avevo solo una popolarità più limitata. Invece con questo tipo scandaletto così è saltata fuori. Ed è Ma ti venuta- dico, gente con cui parlavo ieri sera, l'ho incontrati, e mi hanno detto, signora, va da Paolo domani? Sì, canta tua, vero? E infatti... E questo è. È No, così. però io penso che qualche cosa faremo. Dai, almeno un po' me la devi accennare. Facciamo una cosa, Iula. Quanti anni è che non canti più? 26 e mezzo. 26 e mezzo. Sì, perché ho fatto l'ultimo... Aspetta, no, ho fatto l'ultimo concerto, Carlo, era A dicembre Sistina. 74, no? 74. No, 74. Sicilia. In Sicilia, A Catania. al Club dei Nobili di Catania. Sono venuta da Londra, dove già stavo, sono venuta per rispettare il contratto. Ho finita la serata, ho detto questa è l'ultima volta che canto in Italia e ho salutato lì, ma non l'ho detto a nessun altro. Vedi, E sono però stata- io voglio dire, tu Quindi era il un 75. un regalo d'amico però me lo devi fare, perché l'ultima volta che canti in Italia, voglio dire, allora... Quella volta. Quella volta lì potresti fare per me almeno questa cosa. Sai cosa ho fatto io? Cosa? Quando ho fatto il recital al Sistina nel 70, che quella è stata una grande gioia, come bis Sì. Gianni Ferrio mi ha preparato un medley, una fantasia, di 4 successi miei. Sì. E mi ha detto, tu tienila la base d'orchestra, poi canto Sì. dal vivo. La base d'orchestra tu tienila, perché magari ti può capitare una volta che qualcuno ti dice cantami qualcosa e tu ce l'hai. Io ho portato la cassettina e l'ho data su in regia. Oh, ma è una meraviglia! Vedi,
L'ascoltiamo Ci proviamo. questa, dai! Ci proviamo. Iula De Palma, guarda, ti Speriamo accompagno bene. fino al Speriamo microfono. bene, speriamo bene. Grazie. Devo dire che è una meraviglia! Grazie. Questa è veramente una grande Adesso sorpresa. speriamo bene. Dimmi tu, adostà, dimmi tu, souvenir d'Italia, che già fa potruva, dimmi tu, souvenir d'Italia, ma perché non mi fa più dormire? Solo tu mi puoi dire se ne chiuda così e mi lascia partire. Souvenir, souvenir Ricordo i tuoi valzer musette, rivedo il quartiere latino, più bello mi appare ogni dì. Mon pays, mon pays, mon pays. La Seine flânait dans son lit, le printemps rôdait sur la Seine, Notre-Dame sonnait midi. À Paris, à Paris, à Paris, sur un air de valse, des morceaux de ciel dansaient, dansaient dans l'eau. Et dans ce miroir, son sourire irréel brillait comme un flambeau. Les moineaux de l'île Saint-Louis me soufflaient des vers de Verlaine, mais nos yeux parlaient mieux que lui. Mon chéri, mon chéri, mon pays. Sulla bocca tua dolcemente mia, così per sempre tua. Mi sembrava impossibile, ma fu poi tanto facile legarti a me, amore tua, fra le braccia tue, per sognare in due. Tu le devi far ballare questo ritmo pazzo di nome jazz. Lei si muoverà compulsamente ritmando con le mani e quando al fine tu la vorrai baciare vedrai che dirà oh yeah, 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 tutto questo è jazz. Oh. Bellissimo! Grazie, Iula! Iula De Palma! Grazie! Grazie tanto, grazie. Voci così, è bello poterle ascoltare.
finalmente. tanto. Ma con questo pubblico canta bene chiunque. No, no, mica vero, Sì, no. ti devo aiutano dirti- tanto, ti danno tanto entusiasmo. Non è vero. No, eh? Sai quante volte? 6 anni che ci provo, non me ne esce una giusta. Una, non mi esce. Va bene, qualche secondo di pubblicità. Soltanto qualche secondo. Tutto in mente adesso, giusto? Janet Vidor. Janet Vidor? Sì, Vuoi Janet sapere una Vidor. cosa? Vuoi sapere una cosa? No. Janet Vidor Sì. è al telefono. È al telefono. Pronto? Vediamo un po' sulla regia, perché mi ha fatto segno. C'è un problema momentario. Vabbè, quando Mi arriva... sono quando ricordata anche lo il nome risol- dell'attore. Chi era? Vittorio Sanipoli. Ho detto Giampiero, lui mi ha detto, ma non era Vittorio. Vittorio Sanipoli, hai voglia. Vittorio, Sanipoli. bravissimo attore. Ci abbiamo in linea, Paolo, è Ecco, pronto. ce l'abbiamo in linea? Grazie mille, Giancarlo Nicotra. Pronto? Pronto? Ginette, Pronto, Iula? come stai? Ciao, io bene, un piacere My vederti in goodness. televisione, ma perché sei andato in Canada? Perché Non po- non canti più? Basta, bastava allora. Già È son- bellissimo. Grazie. T'ho ascoltato molto. Ti chiami anche Charlotte tu allora? Il Sì, primo io- nome è Charlotte. quello era un nome Sì. d'arte, Ma no? io ricordo Allora si Janet. stava così. È vero che sei tedesca, mi ricordo bene? Come dici? È vero che sei tedesca di origine? Sì, di origine Ah, sì. mi ricordavo bene allora. Era giusto, era Adesso tedesco. vivi in Ti Italia? ricordavi bene? No? Io per caso oggi l'ho visto, sono rimasta, dico, potessi salutarlo, mi farebbe piacere. Hai fatto proprio bene. Paolo ha detto io ho fatto passala. ancora tante o diverse cose o film Sì. e poi anch'io mi sono sposata con un italiano e naturalmente Brava. basta il cinema, no? Dove abiti, Comunque Giannetta? ho ancora dei bei ricordi e Sì. quando parlo di Napoli Pianceridi, di Mamma te mia. e di Taioli avete avuto due voci splendide, quella grazie. tua è proprio... Grazie, Tutti Ginette. i tuoi dischi l'ho sempre conservati Grazie. e sono felice di aver Ma potuto pensa, lavorare con te. ma non ci sentiamo da allora, dal film, sai, non dove ci siamo mai abito più io? riviste. Veramente? Scusa, Janet, dove abiti adesso? Io abito a Roma. A Roma. A Roma, E come ma ti chiami di pensa. cognome nuovo? No, il cognome da sposata. Sì. Mi chiamo Charlotte, buona tedesca naturalmente, Charlotte, però Morelli adesso da Morelli. sposata. Ho Ecco, capito. ecco. È stato Signora Morelli. bellissimo Io, risentirti. signor Limiti, la ringrazio molto perché ha invitato un ospite veramente gradito oltre ogni pensare, almeno da parte mia. Ma credo È stata lunga ma ce l'abbiamo. Grazie, grazie. È stata lunga Ciao, ma ce l'abbiamo Gianetta. fatta. Grazie. Grazie. Un bacione. Auguri. Un bacione. Ma sentire quante volte cantare una voce così non si deve Grazie. lasciare inattiva, eh? Sì, cara, grazie, Ciao, grazie, ciao. Grazie. Ma Grazie. guarda Carlo, che sorpresa. Davvero, sono delle cose incredibili, è bellissimo. Che Adesso, meraviglia. Ma una la gente volta può abbiamo parlato, pensare tu che non... sei stato... Era veramente, vorrei che la gente credesse che era veramente una sorpresa. No, lo sanno, Non ci perché sì, credono, abbiamo spero. un Io legame. sono sbalordita, non le parlo da Napoli Piangeride, ci siamo trovati adesso nel 2001. Fa impressione, E fa devo dire che impressione. è una bella Questa cosa. trasmissione. Perché ripercorriamo tutte le cose di talento. In realtà è la galoppata del talento. Qualcuno la scambia soltanto per nostalgia. Io non la scambio mai per nostalgia. So che è talento che galoppo. Questa è la cosa più importante. Grazie. Allora, adesso andiamo a prendere una canzone di Dio. Una sorpresa per te, Iula. Veramente emozionantissima sorpresa. Abbiamo lavorato anni in giro anche per l'Italia, per il mondo. È il più grande accompagnatore che io abbia mai avuto. No, la verità, la verità. Roberto, L'ho però sempre detto senza sono offesa complimenti per gli grandi altri. questi, sai, fatti Senza da lei offesa, poi. ma con lui al piano era come avere l'orchestra. Posso dire una cosa? Michele Meloncelli, che sta nella nostra regia audio, tra l'altro gli facciamo un bella pausa perché è un bravissimo, con i suoi colleghi che ci sono lì. Bene, ieri quando tu ti sei messa a cantare davanti al microfono, era su in regia e ha detto, ma sta cantando in diretta? E tu gli hai detto sì, dice, ma non è possibile, una voce così sembra registrato, non è Mamma mia. possibile. Era Speriamo talmente che sia lo perfetta. stesso Iula, oggi. che veramente devo dire, sei proprio Speriamo che sia lo stesso. una grande. No, lo so. Parliamo di lui, parliamo Sempre di stata lui. così. Guarda, sono commosso di rivedere la signora dopo parecchi anni. E comunque io mi ricordo il più bel periodo musicale della canzone italiana. Con lei, Veramente, vero? il più interessante, a parte che la signora ha sempre adorato il jazz e quindi questo ha influito. Ma lui
lui faceva tutti i generi, io cantavo in francese, in spagnolo, in inglese, in italiano, e lui dietro, tutti gli stili. Oh, una meraviglia. Ma la tua passione era veramente il jazz, Sì, comunque, sempre vero? stata, sì, la mia musica preferita. E sei riuscita a contrabbandarlo però in parecchie canzoni, Sì, un in po'. effetti, no? Perché riuscivi Ce a ne buttare... mettevo un po' anche in quelle italiane. Senti, ma io non so se noi abbiamo quella sorpresa poi che lui ha portato in audio, in regia audio. Guarda, mi viene la pelle d'oca. Ti viene la pelle Ma in d'oca? questa trasmissione Tu non lo sai sempre perché. sorprese, anche ieri me ne hai fatte tante. Veramente. Spero bene. Senti un po', racconta un po' l'episodio. Guarda, l'episodio è questo, era un periodo che io lavoravo per un americano e facevo degli arrangiamenti con grande orchestra e lavoravo anche con la signora e la signora ha sentito questi arrangiamenti e ha detto perché non ci cantiamo sopra, così per scherzo e ci sono Non me lo ricordo. Non te lo ricordi? due pezzi al pianoforte, What Chi era questo Kind of cantante? Fool Am I? Kind E of The Fool Nearness Am of I? You, due standard e poi uno scioglilingua della signora Che era cosa? è Ball and the Jack. Ah, Ball and the Ball Jack. Jack e un altro, non mi ricordo il titolo. Ma ce le hai ancora? Ce l'ho, queste ce l'ho, cose? ce l'ho. Vogliamo sentire un pezzettino? Ma chi era il cantante americano? No, non non era era- in regia. Aspetta, li Non devi era un prendere. cantante, non era un cantante. Perché? Li sta? Non era, scusa, non era un cantante, era un pianista. Era un pianista che voleva fatti, gli era piaciuto come facevo gli arrangiamenti, insomma glieli mandavo E praticamente lei ci ha cantato sopra. Sì. Era Sì. E solo l'elettronica giusta. Corrado l'ha sentita in questi Corrado è stato l'unico perché non mi sarei mai permesso di far sentire queste grazie, cose ma che erano sono cose improvvisate sono così tra noi, sono, capito? sono proprietà della signora adesso queste però cose. le fa sentire Solo qua. Corrado a casa mia, non mi so dove. E Corrado è rimasto. Senti, come erano i colleghi nei confronti della signora? Lei la rispettava. Molto. La Io andavo temeva, no? d'accordo La con temeva. La tutti. temeva. No, Io so- andavo d'accordo con tutti. Lo so che andavi d'accordo, è vero questo, Sì, che andavi d'accordo con anche tutti. perché non ho mai Però- parlato male però di delle nessuno. piccole gelosie c'erano nei tuoi confronti. La rivalità non può non esserci. Anche un po' di più, non diciamo il nome, Ma la signora- però c'è un episodio molto divertente e vorrei che tu lo raccontassi. Dunque, voi sapete che solo loro lo sanno però, i cantanti in genere cosa fanno? Quando vanno in serate, cose di questo genere, chi chiude la serata, diciamo, è il nome di gran prestigio. Allora, Iula una volta si trova in tournée con un altro grandissimo nome della musica leggera e quindi, siccome erano tutte e due alla pari, come non possiamo dire, non faremo il nome, però l'episodio è carino. Allora, sono alla pari, per cui cosa avevate deciso di fare, Iula? Racconta. Il punto è che Russell nel 52 è venuto al Motivo in Maschera che io facevo con Lutazzi e Che Michael bel Giordano. programma, del Motivo in Maschera. Bel programma. E mi ha dato una certa canzone dicendo guarda Iula perché tu mi fai la storiellina, mi fai sentire bene le parole. Si chiamava Arrivederci Roma. Questa Hai detto canzone. niente. Allora io l'abbiamo cantata subito. Ecco, Sì, proprio con quel giorno Russell, lì. sei. Finita la trasmissione abbiamo avuto subito telefonate, insomma abbiamo capito che questa canzone sarebbe... Poi sono stata la prima a cantarla. Sì. Però dopo parecchi anni questa signora collega la voleva cantare lei in questa Sì. chiusura di spettacolo. Sì. Invece toccava a me. Sì. Allora mi ha chiuso in camerino a chiave perché io Ma non come ha potevo fatto? uscire. Da Ma è vero fuori. che ma è venuto che è venuta E no, dentro tutti e- erano in scena, capito? Era un teatro enorme, tutti erano usciti dai camerini, tutti in scena. Ma è Io vero stavo che- finendo di pettinarmi, faccio così, mi giro e sento crack. E dico adesso cosa faccio? Busso, chiamo, nessuno mi ha sentito, lei ha fatto il finale. Devo dire. È mai successo? Capita, sai. La trovo una cosa Mamma mia, divertentissima. la forza, Questa la cosa. forza. Poi sono venuti e hanno aperto, basta. Sono uscita a fare il ringraziamento e ciao, pazienza. Ormai era fatta. Quindi vedi che la c'erano- rivalità c'è sempre, purtroppo. In questa- Io però non ho mai chiuso a chiave a nessuno in camerino, ti dico la verità. Ecco, eri Ma troppo a me è sicura. successo. Sì. No, non per quello, per rispetto, per carità. Vogliamo sentire quel pezzettino? Ce l'abbiamo pronto dalla regia, mi fanno segno. È pronto, giusto? Allora pelle d'oca. ascoltiamolo La subito. pelle d'oca. Vai un po'. First you put your two knees, blues out tight, then you straighten to the left, then you straighten to the right. Step around the floor, kind of nice and light. Twist around with all of your might. Stretch your loving arms straight out in space, then you do the eagle rock with style and grace. Swing your foot way around and bring it back. Ball and a jack. Sopra, Prova da sul male. disco che aveva solo il piano. E lui.
Ma lui poteva Tu hai detto il motivo in maschera prima. Sì, Il motivo che in bella maschera. trasmissione. Che bello. Ecco, raccontami Ciao com'è. Lelio, grande Lelio Lelio, Luttazzi, Mario Miliardi anche, intramontabile. che l'ha fatto. E Mario Miliardi l'ha fatta, sì. Ma io ero con Lelio, capisci? Tu eri con Per Lelio. me, sì. Senti, com'era questa trasmissione? Che tutti eravamo incollati perché loro prendevano un motivo, lo mascheravano, variavano il tempo, variavano un po' E la gente l'arrangiamento doveva e doveva indovinare che canzone si trattasse. Veramente. Ecco, era stato. Guarda, Guardati, è l'epoca praticamente. C'è Lelio sopra. Bacilieri, Emilio Pericoli, Paolo Bacilieri, Luttazzi e io in mezzo. Infatti, Sì. io sai perché l'ho presa? Perché ieri dicevi che tua mamma non ti voleva lasciare baciare da nessuno. Ma non mi hanno mica baciato. Infatti si vede che lì non hai, Ma io hai la faccia di uno che ma per carità, Paolo, ma figurati. Ma nel film non voleva che io dovessi Solo nel baciare, perché quello era marito, il bacio sarebbe stato un po' più intimo, lei non lo voleva. E aveva ragione. Avevo Senti, ragazzini. un successo strepitoso quella Sì, canzone. è stata una cosa veramente memorabile quella trasmissione, è stata stupenda, sono molto contenta veramente. Guardati qua con Lelio praticamente. Sì. Lelio non ha più voluto tornare, sai quante volte l'abbiamo Ma sai che ho avuto il invitato? piacere di parlargli al telefono 2 mesi fa, perché sempre il mio amico Lauretti qua, che poi ti dirò chi è, che mi ha messo in contatto con Lelio, e gli ho parlato al telefono e mi ha detto, quanti anni? Dico, ma tu cosa fai? Perché ti nascondi? Dice, tu parli, te ne sei andata proprio. Però lui È no, vero. ma lui proprio è qui ancora, sarebbe ancora attivo. Ma perché non si fa vedere? Perché non lavora? Non Con lo la so. genialità che Non lo ha. so, probabilmente ha avuto un trauma Quello è Gianni molto... Ferrio, il genio. Sì, Eccolo il genio, là, il genio. Devo dire, lo dicono tutti, sai che anche lo stesso Righello mi parla sempre, però tu stai a livello secondo me, posso dire, ti posso fare un complimento di qua. Righello, per me stai a livello. Sì. Allora, No, ma scusa, ti devo dire come l'ho soprannominato ieri. come? Ho trovato il soprannome, si chiama Rigo, come il Rigo musicale. È vero, è vero, è Si perfetto. identifica con il Rigo. Senti, Iula, ma tu perché te ne sei andata veramente Ma dall'Italia? la gente non ci crede, neanche tu che sei amico mio mi credi. No, non vorrei sapere Io cosa è volevo scattato. smettere ai 25 anni di carriera, mentre ero ancora non così, giovane, in forma, nel pieno delle mie facoltà, che il pubblico mi ricordasse così. Posso dirti una cosa? Proprio veramente. È vero che era una cosa che avevi deciso Prima di cominciare. prima di cominciare Sì. la carriera? Ho detto, se divento un nome bello, un bel nome grosso, popolare, ai 25 anni smetto. Ma Perché non volevo fare... La discesa è inevitabile. sì. Tu puoi continuare a essere bravissimo, avere una voce favolosa, però la gente a un certo momento dice ancora. Invece volevo che dicesse ancora. Come è avvenuto, in effetti. Senti, e Carlo è sempre stato d'accordo su questo? Sì. E si è spostata tutta la famiglia. Simonetta aveva 10 anni La e bambina, ha sì. finito le elementari. Sì. E Carlo ha detto niente, vendiamo la casa, tutto, ci spostiamo, andiamo a cominciare una nuova vita fuori da Questo qui. era perché volevi che il taglio fosse Era netto? l'unico modo. Minasi, che è stato il mio manager per 20 anni, Eh. solo lui lo sapeva. E ancora mi telefonava a Toronto dicendo vieni, facciamo 2 serate, fai lo spettacolo. No, perché bisogna essere coerenti. E Ma- tu mi hai fatto non essere coerente. No, io non è che io finalmente ho riportato un mito in Italia, scusami. È un altro discorso. Era ora. Per noi è stata una gioia tale. Ma Grazie. lo sapete che davvero ieri, dopo che tu sei stata qui, noi siamo stati inondati di telefonate, di cose, da gente, eccetera. E voglio dirti, ma l'hai visto anche sui giornali di stamattina, voglio No, dire. ma a me è successa una cosa, siamo andati con Carlo, ho detto voglio andare a vedere Corso Vittorio Emanuele, Galleria del Corso, le messaggerie dove andavo avanti e indietro tutto il tempo, che è bellissimo fra parentesi, è diventata una cosa superba, Certo. con quel bello pedonale, poi si cammina bene. 3 gruppi di persone mi hanno fermato. Vedi? Come ai vecchi tempi. Ha fatto la trasmissione di Paolo, ecco. Senti, Quindi è la allora, tua trasmissione che funziona. Facciamo una cosa, andiamo a prenderci un potpourri dei tuoi, quelli dove fai tante canzoni, dove Sì, c'è da sì. Se domani a Ah, che bello, tutto, per, sì, per sì. la tua felicità, eccetera, Sì. eccetera. Tutte le canzoni che abbiamo fatto. Allora, ce l'abbiamo qui, ecco qua, Iula De Paolo. Grazie. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso
che ti senti sì stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Sapessi com'è strano darsi appuntamento a Milano, a Milano, senza prati, senza verde, senza fiori, senza niente, fra la gente, tanta gente. Sapessi com'è strano darsi appuntamento a Milano, a Milano, in un grande magazzino per la strada o in galleria. Che pazzia, che pazzia. Eppure in questo posto incredibile io ti ho detto ti amo e tu mi hai detto ti amo. Io ti ho detto ti amo, 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 ti amo. Beh sì, sei proprio brava, brava vera. Cioè, poche voci, di Carlo. Tu sei microfonato quello. Capisci perché ho perso la testa? Ho capito perché hai perso la testa, l'avevamo persa in due per la verità, tu sei arrivato prima, questa è la verità. Per cui, no, non è vero, assolutamente. Però c'è una cosa molto carina, poi sei andata a un certo punto, ti ricordi il mattatore di Gassman? Ah, che ridere, perché è venuto subito dopo tua. Sì. E allora c'era sul Paese della Sera, un giornale di Roma, un enorme Iula De Palma troppo sexy, tutto grande così. Ma È davvero? arrivato Gassman al trucco e mi ha detto: e fai tante storie, la Santarellina, è questo che vuol dire? Ti ha dissemato così. Che poi in realtà invece l'Osservatore Romano ti difese, mi ricordo. L'Osservatore Romano ha fatto un articolo molto interessante dicendo una cosa non è sconcia, una cosa interpretata nel modo giusto. Questa canzone è una canzone d'amore, è stata interpretata come andava interpretata. Mi ha molto meravigliato, mi ha difeso. La Rai invece ha proprio bandito il disco. Allora sì, perché era considerato... Beh, perché allora c'è una censura, cioè, era l'epoca Ma ancora roba post-Guala probabilmente, quindi Vabbè, eravamo ancora vabbè. sotto Lasciamo una certa... andare. Siamo in Rai. Siamo Siamo in Rai. Sì, ma è cambiato molto. Il Festival di Sanremo, Ah, 5 ne ho che fatti. tu ne hai fatti un sacco, proprio 5 Festival di Sanremo. Mai vinto. Beh, mai vinto? Sì, in effetti. Però beh, se ti sei Avevo sempre... canzoni un po' difficili, però, devo dire la verità. Per il panorama del festival, in effetti. Ma comunque sono contenta. Ma com'era di averlo l'atmosfera fatto. del festival? Te la ricordi? Dipende dagli anni. Mi ricordo vagamente gli ultimi due. C'era questa, ognuno veramente era teso per se stesso, capito? Sì. Ognuno di noi pensava, oddio come andrà, venderò il disco, andrà. Io penso che sia com'è adesso, non è com'è adesso, anche oggi Sì, penso sì. i ragazzi hanno questo desiderio di andare avanti, è una pedana di lancio notevolissima quella, no? Ma le canzoni che portavate al festival
ve le imponevano, le sceglievate o A cosa? me di solito la voce del padrone, ero allora Columbia Sì. voce del padrone, telefonava e diceva questi autori hanno chiesto di lei, non so, mi dava una lista di 8-10 canzoni e io dicevo preferirei questa o quella. Ma insomma era già un po' la cosa organizzata, le case discografiche Decidevano un assegnavano, po' quello che succedeva perlomeno su quel- nel mio caso, non so gli Sì, sì. altri. E quindi... Tua invece è stato l'avvocato Caiafa, che era l'organizzatore del festival, Ah. che mi ha telefonato proprio a casa e ha detto vorrei che facesse lei questa canzone, signora, non lo conoscevo. E ho detto va bene, me la faccia sentire prima, dice vedrà che le piace, aveva ragione. Sì, Proprio questo- questa l'ha voluto proprio lui che la cantassi. Beh, però la tua è stata una vita avventurosissima, se ci Beh, pensi sì, bene, per essere partita ho girato tranquilla, il mondo, ha certo. girato il mondo, la clandestina. Sì, la clandestina a bordo. La clandestina a Ma, bordo. no, insomma, ho avuto episodi abbastanza divertenti, Questo anche qui- nei viaggi. Questo sì. come mai hai fatto la clandestina? Perché non potevi... Ma non la clandestina, eravamo dopo il matrimonio, quando ci siamo sposati nel 57, siamo andati in questa lunga tournée di 6 mesi e allora siamo andati in tante città, ma eravamo su questa nave greca che andava, Carlo, era da Alessandria d'Egitto a Barcellona? Sì. Ecco, con scalo a Marsiglia. Sì. Allora a un certo momento la nave arriva a Marsiglia, il comandante mi chiama in cabina e dice signora lei è clandestina a bordo. Ma come sono clandestina? Siamo qua sopra da giorni. Il suo passaporto è scaduto perché quando siamo partiti non abbiamo calcolato che stavamo via 6 mesi, non ho guardato. La scadenza Quindi del era passaporto. scaduto il passaporto. E allora? E il comandante mi spiace, io vi devo sbarcare, non posso tenervi a bordo, clandestini. Allora Carlo ha detto ci dà 2 ore. Dice sì, vi aspetto fino a mezzogiorno e la partenza. C'era anche il Mistral, un vento terribile. Siamo scesi in banchina e c'era lì un telefono pubblico. Carlo ha preso l'elenco, ha chiamato il consolato d'Italia, ha detto potrei parlare col console, è una cosa urgente. Questo gentile signore ha risposto personalmente e Carlo ha detto scusi, lei conosce Iula De Palma? E quello ha detto, dice, no, non personalmente, ma so chi è. Dice, adesso la conoscerà entro mezz'ora perché abbiamo bisogno di lei. Ma ha mandato la macchina, ci ha portato al consolato, mi ha rinnovato il passaporto, mi ha riportato alla nave. Quando sono salita sulla nave ho detto al comandante, ecco, non sono più clandestina, ha offerto champagne. Champagne per la più clandestina. Però... Ma è vero, eh? Lo so, È ma è proprio fatto vero. di tutti. Sapete che ha fatto anche la hostess sugli aerei? Ah, quello è stato bello. Quello mi è piaciuto tanto, perché io viaggiavo, prendevo l'aereo tanto spesso da Roma in Sicilia, da Milano a Palermo, sempre in Sicilia, a Napoli, cose così. E mi portavo dietro, ricamavo in aereo, perché mi annoiavo molto, Sì. sempre leggere. E allora avevo questo telaietto con delle roselline di needle point, piccolo punto. Piccolo punto. E allora eravamo mica con le hostess, venivano, signora ha finito la rosa, cose così. E quel volo lì, questa viene così, poi si gira, cade e si sloga una caviglia. La hostess. Allora, era un aereo piccolo, ci sono stati 10 persone, tutti uomini, ero l'unica donna. Allora mi sono scaraventata, l'ho aiutata, il copilota è venuto, l'abbiamo fasciata un po', le ho detto guardi, metta su la gamba. Questa si mette a piangere perché dice devo servire lo snack, è l'ora dello snack. E le ho detto lei stia lì con la gamba, non si preoccupi, mi dia gli ordini, mi dica dove trovo la roba, glielo do io. Mi dica i cassettini, sa che hanno tutti i cassettini. Sì, certo, quando entro la roba allora da lei mangiare. mi ha dato i cassettini, io aprivo, pigliavo il vassoietto e andavo. Erano tutti uomini, quando io arrivavo col vassoietto, grazie signora, scusi signora. Si alzava dai piedi. È stato bellissimo, ma la cosa più meravigliosa è stata che 3 giorni dopo a Roma è arrivata questa corbeille di rose rosse grande così e un bellissimo orologino da viaggio con la lettera dell'Alitalia che mi ringraziava per la cooperazione. Non è Aveva avuto una ma io mi sono divertita da morire. Ma poveretta, quella non poteva muoversi, Ah, lo e credo. c'era solo lei, lo so, Sai però... quegli aerei piccoli, non so se ci hai mai volato anche tu. Beh, hai voglia. Viscount, quegli Solo aerei così. piccoli. Proprio, no, un bel ricordo questo. quelle- Grazie di averlo chiesto. Senti, adesso allora facciamo una cosa, andiamo ancora, visto che abbiamo dei bei ricordi, c'era un altro molto carino, dove ci sei tu insieme a Dorelli, a Betty Curtis, a Gino Corcè, te lo ricordi? Canzoncina deliziosa, Boccuccia di Rosa, ve la ricordate? Buone vacanze. Buone vacanze, esatto, ce la guardiamo? Buone vacanze, guarda Johnny come ha detto. Che piccolo! È arrivato proprio la cosa per cui uno si tiene i suoi successi e cerca più- e evita si è il più più possibile inquadrati le nel- sovrapposizioni. Forse perché il mercato è diverso, è cambiato No, evidentemente. a me piace, penso che sia bello variare. Quando la canzone è bella, ecco Kramer.
certo. E Kramer, lo sai, era diplomato in contrabbasso. Come no, certo. Suonava la fisarmonica, ma il suo diploma era in contrabbasso. E poi ha cominciato come jazzista anche lui, in effetti, faceva tutte le cose proprio eccezionali. Senta, dicevo che tu hai preso varie canzoni, ce n'è una che mi piace moltissimo, che da serata d'onore avevi fatto anche, ed era Bugiardo incosciente. Non credo, non l'abbiamo... Non la vuoi Bugiardo incosciente? Hai scritto un testo, te l'ho detto ieri. Giuro così che splendido. Giuro che l'ho cercato e non sono riuscito a trovarlo, perché qualcuno l'ha estrapolato, non so come mai. Ecco, non so se perché lo volevano buttare via per me, per fare un dispetto a me o no. Però non c'era in effetti. Ma non credere, ti vogliono tutti bene. Non credere c'era. Che Eccola qua. bella canzone. Bella canzone. No, 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 non crederle, non buttare nel vento in un solo momento quel che esiste fra noi. No, 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 ascoltami, tu per lei sei un giocattolo, il capriccio di un attimo, e per me sei la vita. Se lei ti amasse, io, se lei ti amasse, io saprei soffrire ed anche morire pensando a te. Ma non ti ama, no, lei non ti ama, no, ed io non voglio vederti morire, morire per lei. No. Non crederle, non buttare nel vento in un solo momento quel che esiste fra noi. Se lei ti amasse, io, se lei ti amasse, io saprei soffrire ed anche morire pensando a te. Ma non ti ama, no, lei non ti ama, no, ed io non voglio vederti morire, morire per lei. No, no. Guarda Iula che era difficile personalizzare questa canzone. L'hai fatta in una maniera straordinaria. Ma con quei musicisti, mai Ma sentito come dilli, suonavano? c'era Marinacci, Cervellieri, Dinopiana. Anche tu andavi Belli dietro, Roberto, a musicisti, citarli tutti. Avevate un'orchestra addirittura, hai avuto un'orchestra Solisti, tutti proprio solisti. una cosa Stupendo, magica, assolutamente. Indimenticabile. Senti, hai mai ballato la conga? No, e neanche adesso. No! Perché mi aspetto di tutto. No! È molto carina.
La coppia è molto guardo carina. volentieri. Beh, guardate, devo dirvi che era un ballo che era uscito a Cuba nel 35, però fu Xavier Cugat che lo portò in giro in tutto il mondo, lo sapevi? Sì. E sia Non per l'ho Ugo, più era una visto. cosa che Ma era davvero? sì, per amore, perché Ma non l'ho mai saputo, forse Sì. non l'ho vista più, non lo sapevo. no, allora c'era stata questa cosa per cui dicevo curioso, perché sembrava una ragazza Pensa, così. è così graziosa, Vero? era dolce, sì. E beh, ma lui era tremendo, E tu evidentemente. strage Che di ti devo cuori dire? a non finire. E poi sì. scriveva anche canzoni lui, lo sai, no? No, Come scriveva canzoni, mi ricordo io, Capisci che faceva delle saggezza canzoni questo, bellissime. Come no? L'avete mai visto comporre canzoni? io ci ho lavorato 8 anni e non lo sapevo. Ma come no? No, 8 anni, 8 mesi. Abbiamo la testimonianza, guarda. Vediamo un po' Ugo che fa le canzoni. Dimmi, Chi ha parlato con te? hai detto mamma deliziosa. È appunto per questo, credi che se dico mamma delizioso lo dico a te. È una canzone che sto scrivendo. Vai a prendere le sigarette. Vado subito. No, dimmi vado una volta sola e ci vai veramente. Vado, Va, muoviti. Oh, ste mamme. Il cuore si fa felice se odo la tua voce. Senti, poi un bel brodino caldo, qualche cosa che ti assesti lo felice se stomachino, odo la tua Qualche voce. cosa, un bel ovetto, ti sbatti un bel ovetto fresco, Cuore ti un fa bel ovettino felice devi se stare odo alzato la tutta tua la notte. vociaccia maledetta! La tua vociaccia! Io sto scomponendo qui una canzone e tu mi urli nelle orecchie. Non voglio l'ovetto, non ho 5 anni, ne ho 35. Non voglio l'ovetto, voglio le bistecche, le bisteccacce grosse. Vai via, fammi a prendere ste sigarette. Maledizione! È la seconda volta che mi rompe l'ispirazione, alla terza lo uccido. Mamma, dov'è il tuo viso? Il tuo sorriso, dov'è? Dov'è? Dov'è l'altra matita maledetta? Dov'è? L'ho detto, quando c'è bisogno della matita ne devo avere 2 o 3 nel cassetto e la stramaledetta matita non c'è. Dov'è il pepe, il sale, la matita? Mamma! Ma dov'è l'altra matita? Dov'è? Devo averne 2. E ti fai gli occhi con la mia matita per scrivere. Va a prendere le sigarette, va per favore. E il sale mettilo in cucina anche il pepe. Va, mamma, va. Mamma dei sogni miei, a te tutto darei. Senti, mi servono 600 lire. E non te le do. E non te le do. Tutti i giorni vieni qui con i soldi, 500. Che te ne fai? I tranquillanti. Tranquillanti per chi? Per te ti Non vengono voglio i così, tranquillanti, sono tranquillissimo. Mamma, mi rompi le scatole, mamma. Va via, va. Vado. Smamma. Smamma deliziosa. No. Mamma deliziosa, s'accende il cuore d'esultanza quando ti vedo entrare nella mia stanza. Eccomi qua. Senti, un'altra volta ti sparo addosso, parola d'onore, basta. Guarda, che c'è quel Dico signore basta. dell'intervista che ti deve ancora parlare. Non me ne importa niente, mandalo via. E come lo mando via? Mandalo Ti via, deve mandalo via. parlare, ma ti Già deve qua, parlare. fallo via. Scusi, maestro, scusi, ho parlato fino adesso con sua mamma. Sì, quell'angelo. Dunque, senta, maestro, 3 domande svelte. La prima, vorrei sapere, quando lei scrive le canzoni per Sanremo, scrive prima le parole o prima la musica? No, scrivo prima Le parole, scrive prima le parole. No, scrivo prima La musica. No, la musica, scrive prima la musica. No, scrivo prima una lettera a uno della giuria che mi accetti la canzone, capito? Perché se non scrivi alla giuria a Sanremo e non ti metti d'accordo con loro, la canzone non te l'accettano, capito? Seconda domanda, quando lei scrive o compone, diciamo, ha bisogno L'ho finita! Mamma eterna dolcezza, un nome lungo e breve, giovinezza. Figlio mio! Ma hai preso le sigarette? No. E vattene allora! Terza domanda. Oh mamma mia! Devo dire, era imbattibile in questo sketch. Veramente. Insomma, è stato un amico. E a proposito di amici, secondo me Sì. tu devi salutarne qualcuno. Vorrei di amico. proprio, perché sono a Milano solo fino a domani, partiamo già. Sì. E quindi non faccio in tempo neanche a telefonare a salutare. Vorrei salutare Virgilio Savona e Lucia Mannucci dei Cetra, che siamo bravi! Ecco. E poi Giampiero, anche Peo Boneschi, che è un grande musicista e fa tuttora bellissima musica elettronica. È sempre stato un innovatore e continua ad essere. Il primo disco, quello che io L'ho fatto con ho lui, fatto, tanti. sì. Ho fatti con lei e con io Peo. con te. Ah, tu, sì. Quello che tu mi hai fatto di regalo, Sì. era lui che ha fatto l'arrangiamento. Esatto. Mi ricordo Vedi che allora benissimo lo salutiamo tutte e due. come no, certo. E poi direi una cosa, E abbiamo poi tutti salutato. gli altri, anche chi non ricordo in questo minuto, veramente. Certo, vieni qui un sono momento tutti però, facciamo Mamma una cosa. mia, No, ti mi faccio vedere una cosa porta là. carina, davvero, vieni. Ma quanto! Ma Belle quanto è canzoni, brava! Belle canzoni. Dovevate vedere Grazie.
la faccia dei musicisti mentre cantava, vi prega Dio. Era lì, cioè, in estasi, veramente, devo dire Ma la tutti i verità. cantanti, là con le mani, guardali. Veramente grazie. è una cosa incantevole, per noi, guarda, è stata... Grazie. Però diciamo una cosa, tu hai smesso di cantare, no? Hai detto che non avresti più cantato, eccetera, eccetera. Devo mantenere la parola. Beh, mica detto, mica tutte le promesse si mantengono nella vita, qualche volta no, qualche piega... lo so, l'ho fatto, l'ho già fatto qua Allora, per te. sai cosa vuol dire questo? Che prossimamente, sì, qualche volta, almeno una volta all'anno in Italia, vieni da me e canti una canzone. Fai un'altra promessa, grazie. ok? Grazie Paolo mio. Grazie mille, Grazie Yuma a e tutti. Palma, Grazie. è un tale piacere ascoltarla, Grazie. un tale piacere. Grazie. Va bene, ok, a questo punto non mi resta che darvi l'appuntamento per domani. Allora, mi raccomando, su Rai 1